2 anni consecutivi a festeggiare per mister Natale Gentile. Non ci avevo pensato ancora. Che ottiene questa promozione meritatissima, vincendo con il risultato di 8-2 lo spareggio contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. Quali sono le emozioni a caldo? Marcuccio, guardami in faccia. Sono emozioni indescrivibili, ma non tanto per la partita, per l'ultima ora che siamo stati in campo, perché questa promozione parte da 80 allenamenti fa e da 30 partite fa, parte dalla preparazione che abbiamo fatto a Mondello, in cui avevo un gruppo, che praticamente questo gruppo ora sono ancora qua, perché non soltanto quei 12 che sono entrati, io voglio menzionare Ciccio Catania, Luca Vivarelli, Gabriele Cirafici, Danilo e Diego Alario. Loro sono stati quelli che hanno fatto più allenamenti di tutti, e se noi adesso siamo qua è anche grazie alla loro forza, perché se abbiamo vinto è, secondo me, soprattutto per merito del gruppo. Possiamo parlare oggi di partita migliore della stagione? Perché il risultato effettivamente dice questa, contro una grandissima formazione, ma anche e soprattutto tutti i gol sono arrivati sempre con delle azioni non personali ma di squadra. Assolutamente d'accordo con te. Sono state 2 partite che abbiamo fatto epiche ed erano nei momenti praticamente decisivi. Una è stata con il Pioppo e l'altra è stata questa. Oggi l'8-2 può sembrare magari non c'è stata storia, ma non è così, perché il San Vincenzo è un'ottima squadra che l'ha dimostrato durante tutto il campionato. Però oggi onestamente chi entrava, anche il portiere, era sempre un qualcosa in più, usciva uno all'80% delle forze e ne entrava un altro al 110, arrivava all'80 e riusciva. Oggi questa è stata la nostra forza. Possiamo quindi dire che la forza vincente quindi di questo campionato, vista la promozione, è stata avere un roster così forte con tanti cambi, perché chiunque entri comunque non abbassa mai il livello. Assolutamente sì. All'inizio dell'anno, quando c'era una rosa che si prospettava da 18 a 20 giocatori, qualcuno mi chiedeva ma non sono troppi, poi li riesci a gestire. Devo dire che, e cito di nuovo quei 5 che oggi non erano in campo, grazie a loro, al loro essere uomini, al loro essere sportivi, a loro mettere il gruppo prima di ogni cosa. Adesso, mister Re, cosa promette ai suoi ragazzi, perché credo che vorrete festeggiare? Non te lo posso dire. Non te lo posso dire. Tieni filo. Arriva. Qua c'è Questo è il premio per il mister. Il premio partita. Grande mister. Anche il direttore commerciale, team manager Filippo. L'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Sempre presente agli allenamenti, con la pioggia, col vento e con la neve. Adesso invece Grandi, chiudiamo con l'ultima domanda, mister. Il pubblico, anche oggi pronti a sostenere tante persone, cori, tamburi, insomma di tutto c'è stato oggi. Io ogni tanto mi fermavo, guardavo negli spalti e mi veniva la pelle d'oca, perché onestamente questo è anche merito della società, perché fare arrivare qua 300 persone, non lo so quante erano, tutti i nostri tifosi organizzati con i tamburi, con le coreografie, questo è merito di Filippo ovviamente, è una vittoria. Oggi è stata una vittoria sia dentro che fuori il campo. La siamo sudati. Mister, a chi dedichi la vittoria? Mio padre.